Il prossimo 6 febbraio, nella giornata di domenica, si celebra la 44esima Giornata Nazionale della Vita, iniziativa a cui aderisce anche il CAV di Agrigento e delle altre sedi provinciali. Una lettera in tal senso è stata inviata anche ai parroci delle diocesi per comunicare e sensibilizzare i propri parrocchiani alle finalità preposte. Nella lettera si evince come per l'impossibilità dovuta alla pandemia del Covid-19 non si potrà essere presenti quest'anno con le tradizionali primule, simbolo di rinascita e dell'arrivo della primavera, ma ciò, continua la lettera, non può impedirci di arrestare la voglia di chi quotidianamente mette al servizio della vita nascente l'appello di sostenere le mamme in difficoltà che scelgono di accogliere la vita abbandonando la strada dell'aborto e di custodire ogni vita. Ad Agrigento il CAV opera presso la parrocchia Don Guanella, nei pressi del campo sportivo, con una propria sede, facendo quotidiana attività di accoglimento sia telefonico, chiamando lo 0922 55370 tutti i giorni, che di presenza nella giornata di giovedì dalle 10 alle 12, sotto l'attenta e fattiva direzione della signora Pinuccia Pappalardo, disponibile per ogni evenienza del caso. Sentiamo le testimonianze. Domenica 6 febbraio celebreremo la 44esima Giornata per la Vita. Una giornata questa che fu istituita dalla Conferenza Episcopale Italiana nel 1978 con un preciso scopo, quello di invitare il popolo italiano ad essere più consapevole della gravità dell'aborto, che il contesto culturale, sociale e giuridico voleva far apparire quasi come un comportamento normale, addirittura l'esercizio di un diritto. Oggi la Giornata per la Vita è un inno alla bellezza della maternità, un appello alla solidarietà nei confronti della vita nascente. Ma non solo, è anche un'opportunità per dare forza ai diritti dell'uomo e al principio di uguaglianza, che inizia dal riconoscimento del concepito come uno di noi, perché ci ricorda che il segno irrinunciabile di autentica civiltà è nell'accoglienza dei più piccoli, dei più fragili, dei più indifesi e dei più poveri, quali sono i bambini in viaggio verso la nascita. La Giornata per la Vita può essere l'occasione giusta per rivolgersi all'opinione pubblica, alle istituzioni, ai medici, a tutti i cittadini e realizzare insieme a loro delle iniziative, perché è nostro compito mantenere chiara e forte nella coscienza civile questa consapevolezza, che se davvero vogliamo che la nostra sia una cultura che riconosce che la vita umana è degna in ogni ambito e in ogni sua forma, non possiamo non riconoscere e affermare con forza il diritto alla vita del bambino non nato. Questo è il punto di partenza che rende più profondo ed efficace qualsiasi impegno a servizio della vita umana. E perché? Perché il tema della vita nascente è strettamente correlato ai grandi temi del nostro tempo, quali l'uguaglianza, la libertà, la famiglia, così come l'accoglienza dei migranti, la povertà, l'ecologia e soprattutto la tutela di tutti, sottolineo tutti, gli scartati della nostra società. Riconoscendo il concepito come uno di noi, si accumulano risorse intellettuali e morali per rinnovare la società in una logica di solidarietà, di uguaglianza, di giustizia sociale. Questo è il senso della Giornata per la Vita ed è importante non annacquarne il significato, né allontanarsi da quella che è la sua logica originaria, che resta ancora oggi e più che mai ancorata al tema della vita nascente. Il tema della giornata di quest'anno è bellissimo: custodire ogni vita. Custodire è più che rispettare, tutelare, curare, difendere, perché è tutte queste cose insieme, unite da uno sguardo di accoglienza, solidarietà, prossimità e di amore nei confronti della vita umana. E poi questo verbo, custodire, sembra richiamare qualcosa di prezioso per essere completato, no? E cosa esiste di più prezioso del dono della nostra vita e di tutte le vite chiamate ad esistere nella storia del mondo? Quando pensiamo a quello che è il significato di custodire la vita, non ci viene forse per primo in mente il grembo materno, all'interno del quale viene custodita la vita di un bambino, di una bambina o magari di entrambi, fin dalle prime scintille della loro esistenza, che è il concepimento, l'inizio di quella che è un tesoro inestimabile, la vita.
Il Movimento per la Vita non può che essere il protagonista di una giornata che proclama l'impegno a custodire la vita. Infatti ogni anno partecipiamo alla Giornata per la Vita nelle nostre città, anche attraverso attività che valorizzano tutti gli strumenti a servizio della vita nascente. Anche domenica 6 febbraio ci saranno iniziative di informazione e formazione a favore della vita. L'attività di promozione del progetto Gemma e dell'OSS Vita. I nostri volontari si impegneranno a far conoscere l'esistenza e l'attività dei centri di aiuto alla vita e delle case d'accoglienza, ma anche gli abbonamenti al giornale Essi alla Vita e le tante iniziative per i giovani. Insomma, questa giornata è la nostra occasione per accendere la creatività e mettere a punto iniziative che veicolino il Vangelo della vita e che ci permettano di incentivare una mobilitazione generale a favore di una nuova cultura della vita. È ovvio che la cultura per la vita non può essere affidata ad una sola giornata, ma è anche vero che se la giornata viene organizzata con cura durante tutto l'anno ed è seguita da un rinnovato slancio, allora possiamo dire che tutti i giorni dell'anno sono davvero per la vita. E allora che sia un anno di forte impegno, tutti insieme per la vita, che il nostro entusiasmo e il nostro servizio possano trasformare le comunità in cui viviamo in scrigni, dove è bello e irrinunciabile custodire la vita. Davvero, ogni vita. Buona giornata per la vita a tutti.